Si terranno domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Le date sono state decise dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione Schifani e l'assessore all'autonomia locale e alla funzione pubblica ad interim e coincidono con quelle in cui andranno al voto anche gli altri comuni italiani. Complessivamente i comuni al voto in Sicilia dovrebbero essere 70, anche se l'elenco sarà definito con decreto entro la data di indizione dei comizi, il 25 marzo prossimo. Di questi 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali con il sistema maggioritario in 16 centri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, invece si voterà col proporzionale e l'eventuale ballottaggio sarà nei giorni 7 e 8 giugno. I capoluoghi chiamati alle urne sono quelli di Agrigento, Enna e Messina. Nell'Agrigentino andranno al voto, oltre che il capoluogo, anche i comuni di Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicolo. Nel Nisseno, Bonpensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serra di Falco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba. Nel Catanese si andrà al voto in 9 comuni. Nel Mesinese, oltre che in città, si voterà anche in altri 16 piccoli comuni. Nel Palermitano sono anche 16, poi a Ispica nel Ragusano, Augusta e Floride nel Siracusano, Campobello di Mazzara, Gibellina e Marsala nel Trapanese. In questa tornata elettorale ai comuni che rinnovano le proprie cariche elettive per scadenza naturale del quinquennio si devono aggiungere anche quelli che hanno rinnovato le proprie cariche elettive nel mese di ottobre dell'anno 2020, turno all'epoca posticipato a causa dell'emergenza Covid.